Ciao ragazzi, benvenuti a Cavaillon Veronese, che è un paese specchio fedele delle ricchezze dell'entroterra cartesano, nel segno di due distinte tonalità di verde. Il verde dei vigneti, perché qui è terra madre di produzione del Bardolino, e il verde oliva, perché questa è anche una città dell'olio. Ed entrambe queste voci dell'economia agricola di Cavaillon sono fondamentali, perché è su di esse che si poggia gran parte dell'economia di questo territorio. Ma Cavaillon è anche terra ricca di cultura, incastonata nel verde tra strade, ambiente e ville. Ed è stato un paese purtroppo in cui il coronavirus ha fatto sentire i suoi effetti più negativi, addirittura con 5 decessi. Ed è stata un'esperienza forte, da cui però anche il sindaco, come sentirete, vuole uscire a testa alta. Vedere persone, famiglie soffrire nel distacco, nella lontananza e con tutte quelle modalità che questo virus ha comportato è stato veramente molto difficile, però devo dire che la comunità ha dimostrato di essere molto forte e solidale e questo mi ha aiutato moltissimo, veramente, sia la comunità di Cavaillon e Sega. Sono convinta che in un territorio la comunità sia il valore più grande e noi abbiamo sempre lavorato in questo senso e nel momento della crisi questo è stato fondamentale. Io ringrazio veramente tutti i cittadini che hanno collaborato con grande senso di responsabilità per accompagnare, non abbiamo ancora superato la crisi, stiamo adesso arrivando in una seconda fase che sarà forse anche più difficile perché bisognerà, sì, si allenteranno delle misure ma bisognerà invece alzare le attenzioni. Il comportamento di responsabilità si è dimostrato la cosa più importante. Il tema del cambiamento è più attuale che mai, nonostante negli ultimi anni o da sempre si continua a pensare al cambiamento quasi con paura. Questa volta il cambiamento nasce da dentro. Abbiamo vissuto la solitudine in questo periodo e nella solitudine viaggiano molti pensieri. Tra quelli dell'utilità, che è la prima cosa che si è fatta, ossia questo non serve, è inutile. Si è andati all'essenza delle cose e credo che sia un tema che dovremmo tenere d'occhio anche nelle scelte che faremo da adesso in avanti in tutti i nostri percorsi di attività e anche di vita privata.